Miei cari concittadini, buonasera. Appena 5 minuti fa sono uscita da una riunione in prefettura alla presenza del nostro capo ufficio tecnico, alla presenza del sindacato e di un lavoratore di Roma Costruzioni, e grazie alla mediazione di Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento e della dottoressa Vaccaro siamo riusciti ad arrivare, insomma, ad una soluzione del problema spazzatura a Naro. La ditta era collegata da remoto e comunque da domani ho il piacere di comunicarvi che riniziano a lavorare. È stata, diciamo così, abbastanza tosta come riunione e ciascuno di noi ovviamente faceva valere le proprie ragioni. Riteniamo comunque che grazie all'intervento di Sua Eccellenza il Prefetto, nonostante qualche frizione che c'è stata, da domani e forse anche da stanotte si inizia a togliere la spazzatura da mezzo alle strade. Io ho detto a Sua Eccellenza il Prefetto che la compostezza dei naresi, nonostante la situazione grave venutasi a creare, è stata encomiabile, perché non solo si sono sobbarcati il caro bolletta, così lo possiamo definire, ma anche abbiamo visto che con compostezza e differenziando la spazzatura la andava a portare nei pressi delle isole ecologiche, mentre nella città non abbiamo visto delle discariche a cielo aperto, se non concentrate in taluni posti. Di questo ringrazio la mia popolazione, mi scuso, ma credetemi, poi si vede insomma com'era la situazione, però di fatto siamo arrivati ad un grandissimo risultato, che è quello che forse già da stanotte, ma da domani mattina si toglie di mezzo la spazzatura. Volevo approfittare, visto che sto facendo un video, leggo da qualche parte che avremmo comprato un barchino 12.000 euro. Ma veramente, ma ci vuole fantasia però per queste cose. Quel barchino è uno di quei barchini che ha portato la gente disperata a solcare il mare con tutto quello che ne consegue. È un fatto molto forte, deve essere un simbolo molto forte. Per favore, criticatemi su altro, ma non su queste cose che feriscono la sensibilità della dignità delle persone. E comunque, per stasera godiamoci il momento di aver superato questo impasse della spazzatura.